Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea, apertura dedicata all'accoglienza dei profughi ucraini. San Vito al Tagliamento è stato il primo comune del Friuli Venezia Giulia ad averli accolti. Al momento la città ne ospita 20, ma come confermato dal sindaco Alberto Bernava, nei prossimi giorni ne arriveranno altrettanti. Un buongiorno da San Vito al Tagliamento, vicino a me c'è il sindaco Alberto Bernava. Allora sindaco, situazione emergenza profughi ucraina, siete stati il primo comune, diciamo, della destra Tagliamento ad aver accolto, no, questi profughi. Ecco, che sensazione si prova e soprattutto qual è la situazione qui nel suo comune? Beh, la sensazione sicuramente in questo momento è un sentimento contrapposto, da una parte di grande orgoglio e grande soddisfazione per rappresentare una comunità straordinaria come quella di San Vito, che da sempre, al di là delle amministrazioni comunali, è una comunità accogliente, solidale, è quello che i nostri collaboratori, consiglieri comunali di opposizione, gli assessori e le associazioni ci stanno dimostrando come supporto in questi giorni molto difficili è qualcosa di straordinario. E le parole di Anna è la donna ucraina, la zia della prima famiglia che è arrivata qua, sono parole veramente toccanti perché hanno espresso in maniera laconica ma veramente incredibile cos'è San Vito. Avete un cuore grandissimo e per noi chiaramente un motivo di grande orgoglio, e io sono orgoglioso di essere pro tempore il primo cittadino di questa straordinaria comunità. Dall'altra parte c'è comunque un sentimento contrastante di disorientamento, di amarezza, di paura, perché effettivamente le immagini che ci arrivano dall'Ucraina, dalle porte dell'Europa, è qualcosa veramente di drammatico, ma che rende la nostra comunità ancora più sensibile nell'aiutare le persone che stanno arrivando. A San Vito abbiamo ad oggi 20 persone, in parte in ricongiungimento familiare, quindi sono direttamente nelle case magari di persone che sono già qua e vivono a San Vito da tanti anni, altre invece sono negli alloggi che abbiamo messo a disposizione in collaborazione con i privati. Ci tengo a sottolineare e a ringraziare anche le strutture ricettive di privati perché hanno garantito una disponibilità straordinaria e spazi a costi veramente contenuti, veramente importanti. Ne arriveranno degli altri? Ne arriveranno degli altri, ci stiamo preparando chiaramente a un flusso più importante, e gli incontri e il confronto con la prefettura, e ringrazio veramente tutto il personale della prefettura che sta facendo un lavoro straordinario insieme all'Arma dei Carabinieri, alla Questura, alle forze dell'ordine in generale che ci stanno dando una grossa mano, e in particolare anche la cooperativa Nuovi Vicini che sta gestendo per conto appunto delle istituzioni gli accoglimenti. Stiamo facendo un lavoro straordinario di sistema anche con gli altri sindaci. Proprio stamattina invieremo come sindaci, chi l'ha fatto ieri, chi lo farà stamattina, insomma l'elenco di tutti gli spazi disponibili in modo che ci sia una mappatura proprio per comprendere quali appunto possono essere le possibilità e i margini per accogliere più persone possibili. Insomma questo è un po' il ragionamento. Un secondo ragionamento importante che stiamo comunicando alle nostre comunità come sindaci, l'ha ricordato anche ieri Ciriani, il sindaco Ciriani all'incontro. Durante la marcia, no? Era presente anche lei, sindaco, alla marcia? Certo che eravamo tutti presenti e l'ha ricordato anche lui, l'ho ricordato già anch'io ma lo rifaccio, di gestire anche l'entusiasmo della solidarietà, nel senso che tante persone in questo momento vogliono dare una mano, vogliono raccogliere fondi, inviare materiale di prima necessità. Ecco, noi chiediamo, al di là di lodare anche le iniziative dei privati, però chiediamo se si vuole fare riferimento alle istituzioni. Adesso noi, insieme alla Regione, si sta organizzando un canale che sia istituzionale e ben organizzato affinché possa essere veramente efficace l'iniziativa di solidarietà nell'invio del materiale o anche del denaro, insomma, al popolo ucraino, e quindi permettere che ci sia un canale ben organizzato e, come ama dire il prefetto dottor Lione, sia un sistema ordinato, e noi siamo pienamente d'accordo con lui.
Tutto il paese di Sappada è coinvolto in una vera e propria gara di solidarietà per accogliere una cinquantina di persone in fuga dalla guerra, ma tra poco lo vedremo questo intervento. Adesso ci chiede la linea in diretta la nostra Isabella Gregorato, che si trova a Palazzo Toriani proprio per capire quella che è la situazione della Pittini, al centro di un incontro alla sede di Confindustria. Allora a te la linea. Eccoci, chi comincia? Sì, buongiorno Alexis, si è appena concluso con questo incontro qui in Confindustria con RSU della Pittini, chiaramente con la proprietà della Pittini e rappresentanti del sindacato. Abbiamo cercato di parlare con la proprietà, ma la risposta è stata un no comment. Ma vediamo che cosa è emerso dall'incontro di oggi. Accanto a me c'è Giorgio Spelat della UIL di Udine. Sì, c'è ancora una grossa incertezza. Stamattina alle 6 ha fermato di nuovo l'acciaieria, il laminatoio per il momento sta lavorando, però c'è una forte incertezza per il futuro, quindi diciamo è stato un incontro interlocutorio e ci sarà la necessità di trovarci ancora più avanti per definire un percorso, perché il problema del costo energetico e degli ordini sta mettendo in difficoltà l'azienda e di conseguenza i lavoratori. Ecco, Fabiano Venuti della FIM, Fabiano, eccolo qui, e qui dietro me, scusi, non l'avevo visto. Praticamente non si sa se i lavoratori ricominceranno a pieno a lavorare, c'è questa incertezza? No, c'è assoluta incertezza, dettata anche da un mercato, come ci ha spiegato l'azienda, bloccato. Sì. Non c'è domanda, loro non riescono a formulare delle offerte. Questa situazione si va a sommare al rincaro energetico, il metano è suscettibile a degli incrementi repentini. Tutto questo mix perfetto per condurre una situazione, per non riuscire a gestire una situazione in modo chiaro. Vedremo quali saranno in futuro le ripercussioni. A noi preoccupa capire quale sarà il futuro dei lavoratori, perché in una situazione in cui oggi sappiamo che si lavora e pomeriggio no, non è accettabile. Ecco, David Basso della FIOM CGIL, c'è sempre la speranza che la situazione riesca praticamente a sbloccarsi? Ma la speranza c'è, è molto complicata perché noi abbiamo questa situazione qua con l'acciaieria di Pittini che c'è un stop and go continuo e questo comporta enormi difficoltà di gestione dei lavoratori e anche preoccupazione logicamente, no? Ecco, io sentirei anche un attimo come si vive, come si lavora da un RSU dell'azienda, come si sta lavorando in questi giorni in azienda. Forte preoccupazione da parte di tutti i colleghi, naturalmente dell'acciaieria in primis, perché onestamente questo stop and go, come hanno detto le varie sigle sindacali, non è un bel vivere. Sono tutti preoccupati, siamo tutti preoccupati. E lei da quanti anni lavora in questa azienda? Sono da oltre 22 anni in Pittini e non è mai successo, questa è la prima volta e onestamente capiamo anche le difficoltà da parte dell'azienda a esporsi. Ecco, sentiamo perché c'è anche un altro qui, un altro lavoratore, un altro RSU. Da quanti anni lavora lei? Sono da 13 anni che lavoro per Ferriere Nord. Diciamo che in questo momento c'è grossa preoccupazione proprio perché manca la visibilità nel medio e lungo periodo. Quindi anche da parte dell'azienda ci sono state rassicurazioni in merito alla solidità aziendale e alla loro volontà di continuare, di dare continuità alla produzione. Certo è che vivere così alla giornata ci sta creando diversi problemi e uno stato d'animo non particolarmente tranquillo. Tanto più che uno proprio in Ferriere Nord non si sarebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione del genere, perché una delle prime aziende rinate subito dopo il terremoto. Esattamente, l'azienda, ripeto, è solida, comunque ha una storia molto lunga, è veramente radicata sul territorio, quindi questa situazione ci lascia veramente un po' spiazzati tutti quanti. Bene, qui dagli esterni di Palazzo Toriani a Udine è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie alla nostra Isabella Gregorato per questo aggiornamento in diretta sulla situazione della Pittini di Osoppo. Tra poco ritorneremo dopo la pubblicità a parlare di accoglienza profughi. Tra poco. Bentornati in diretta da Voi la linea. Andiamo a Sappada, dove tutto il paese è coinvolto in una vera e propria gara di solidarietà per accogliere una cinquantina di persone in fuga dalla guerra. Arriveranno tra stasera e domani mattina, vediamo. Nelle prime ore del mattino di domani o durante la notte sono in arrivo nella nostra regione almeno 150 profughi provenienti appunto dai paesi in guerra, dall'Ucraina. 50 di questi si fermeranno a Sappada. Con noi l'assessore Silvio Fauner, proprio per parlarci di questo arrivo, di come è organizzata l'accoglienza, dove verranno sistemati. Sì, diciamo che Sappada nei ricordi di Sappada sono ancora vivi quelle storie, quei ricordi dei nostri nonni che si riferiscono alla Prima Guerra Mondiale, quando il 90% della popolazione è stata sfollata, è stata considerata proprio dei profughi in direzione Arezzo, perché c'era l'invasione di tutte le truppe tedesche e quindi ci è sembrato giusto in questo momento così importante, così delicato, in qualche maniera cercare di, proprio in vista di quei ricordi, cercare di dare un nostro contributo. Quindi questa notte arriveranno, come ha detto lei, a Sappada più o meno una cinquantina tra donne e bambini che scappano da quelle situazioni. A Sappada si è subito organizzata, data da fare con varie famiglie che hanno dato a disposizione. Sappada, lo sappiamo, è un paese turistico, quindi ormai siamo fine stagione, quindi ci sono moltissime famiglie che hanno dato il supporto di appartamenti loro, di seconde case, per fornire a queste persone un'accoglienza migliore possibile. Abbiamo contattato anche diverse aziende che si sono subito resi disponibili per il supporto poi per la gestione stessa all'interno della comunità, quindi come ho detto prima ci sembrava... Quindi sarà tutta la comunità che si occuperà di loro? Assolutamente, tutta la comunità, tutte le associazioni, in primis quella di Insieme si può, che cerca in qualche maniera di coinvolgere più persone possibili, quindi direi una località che si rimbocca le maniche per cercare di essere di supporto il più possibile a queste donne, a questi bambini che stanno scappando da una situazione direi allucinante. Loro arrivano direttamente da là, dovranno fare la quarantena o l'hanno già... Nel momento in cui arrivano a Sappada avranno già fatto la quarantena per la questione del Covid? No, loro arrivano da là e verranno tamponati sia alla partenza ma poi anche all'arrivo a Sappada. Faranno logicamente il loro periodo di quarantena, anche per quello che abbiamo così voluto, preferito situazioni di appartamenti, in modo che ogni nucleo familiare possa in qualche maniera autogestirsi anche nel discorso di quarantena. Abbiamo la fortuna di avere nella nostra comunità diverse persone che per motivi di lavoro si sono spostati dall'Ucraina ancora anni fa, che hanno dato logicamente il loro supporto per quanto riguarda tutta la parte di supporto traduzione. Sì, quindi non avranno problemi neanche per la lingua? Avranno sicuramente problemi per la lingua, però cerchiamo anche in questo caso, con tutte le figure che abbiamo, di rendere questo ripeto, soggiorno il più facile e il più tranquillo possibile. Ringraziamo l'assessore del comune di Sappada, assessore al turismo Silvio Fauner. A voi la linea.
Ed è continuo il flusso al confine dell'Italia dei profughi in arrivo dall'Ucraina in fuga dalla guerra. Il nostro Andrea Pierini ha raccolto alcune testimonianze, vediamo. Andiamo via di casa, mi ha lasciato a casa a marito, i genere, mi hanno preso figliola, i nipotini, vado via, non lo so, non lo so, è così, brutto. È brutto. Andiamo a Ferrara. Avete degli amici, dei parenti? Amici, anche sorella, sono tutti qua in Italia. Tu hai più di 60 anni, giusto? Sì. Quindi per No, non ce l'ho, solo 52. Come hai fatto a uscire? Posso chiederti? Perché so che non potevi... È uscito prima. Ah, ok. Prima della guerra, quindi. Sì. Prima dell'invasione russa. Sì, sì. Senti, com'è la situazione? È brutta. Siete preoccupati? Vi aspettate... No, certo che siamo preoccupati. Vi aspettate qualcosa in più dall'Europa? Sì. Cosa deve succedere adesso dall'Europa? Cosa vi aspettate che faccia l'Europa? Non posso dire niente, non lo so cosa da dirle. Penso dare un aiuto per fare la pace, solo questo. Voi sperate di tornare a casa presto, vero? Sì, certo. Oggi a Fernetti per aiutare chi arriva dall'Ucraina. Facciamo solo un lavoro umanitario verso i bambini, più che altro solo per i bambini, però se ci sono anche adulti che hanno bisogno di mangiare, insomma, gli diamo qualcosa anche a loro. Siete tutti sottufficiali, quindi bene o male quello che fanno gli eserciti lo conoscete bene. Vi sareste mai aspettati oggi di essere qua per una guerra di fatto dietro i confini europei? Dunque, io parlavo prima con i colleghi che sono in servizio e che dopo 30 anni si è ripetuta la stessa cosa. Noi eravamo qua in servizio con le divise e con le armi durante la guerra in Jugoslavia. Oggi ci ritroviamo qua per un servizio umanitario. Diciamo che non è cambiato tanto, purtroppo nessuno impara dalla storia, questa è la realtà. Siete arrivati da un paio di giorni anche qua a Trieste a portare aiuto a queste persone. Cosa chiede chi arriva dall'Ucraina? Allora, l'UNHCR era già presente qui, abbiamo però rafforzato la nostra presenza, quindi questa mattina sono arrivati altri colleghi da Roma. Quello che stiamo facendo in questo momento è dare delle primissime informazioni ai rifugiati che stanno arrivando dall'Ucraina in questo luogo di transito, quindi abbiamo veramente poco tempo per dar loro informazioni sulla possibilità di chiedere protezione in Italia, dargli dei contatti da chiamare nel caso avessero bisogno poi di assistenza successivamente. Avete attivato anche un portale con cifre importanti di persone che stanno scappando dall'Ucraina. Cosa vi aspettate, se è possibile aspettarsi qualcosa in una zona dove c'è un attacco da parte di un paese che non si sa quando finirà? Sì, purtroppo i numeri sono veramente impressionanti. Oggi abbiamo raggiunto 1 milione dei rifugiati usciti appunto dall'Ucraina dall'inizio del conflitto e la gran parte chiaramente sono nei paesi limitrofi. La Polonia in questo momento è il paese che ne sta accogliendo di più. Stiamo vedendo appunto il flusso arrivare già in Italia, ma sapevamo che sarebbe successo perché qui c'è già una comunità di ucraini che è presente nel nostro paese e tutte le persone che abbiamo incontrato fino adesso qui in frontiera ci dicono che stanno andando proprio dai loro parenti che potranno dar loro ospitalità, si stanno quindi ricongiungendo. È molto difficile fare previsioni in questo momento sui numeri che si raggiungeranno, però è evidente che finché continueranno gli attacchi in città molto popolate, questo sarà il risultato. Tra i settori colpiti dalla guerra in Ucraina c'è anche quello dei viaggi. Ne abbiamo parlato con la referente dell'agenzia Turismo 85 di Butrio. La crisi ucraina influisce anche sulle prenotazioni dei viaggi, non tanto le vacanze quanto piuttosto il cosiddetto business travel. Molte le aziende che hanno bloccato le prenotazioni per viaggi d'affari dei loro clienti verso la Russia, preoccupati da possibili escalation del conflitto. Per noi la Russia è una destinazione importantissima a livello di business travel e abbiamo tuttora tantissimi clienti in Russia
e molti che sono rientrati, ma molti sono rimasti lì chiaramente per lavoro ed è stato in questi giorni veramente difficile anche far rientrare dal momento che avevano chiuso lo spazio aereo, e quindi le colleghe del Business Travel stanno in continuazione cercando di monitorare i rientri passando via gli unici punti aperti a livello di spazio aereo che sono Istanbul o gli Emirati Arabi. Avevamo anche dei clienti in Ucraina nei giorni scorsi, ma sono rientrati e quindi sono a casa nuovamente. Per quanto riguarda le vacanze, la preoccupazione per la guerra c'è, ma è mitigata dalla voglia di tornare a viaggiare dopo 2 anni di pandemia. Nelle nostre agenzie c'è stato un movimento grazie al 1° marzo e quindi a questa apertura nuovamente delle destinazioni, anche se in questi giorni l'attenzione si è diretta verso questa nuova situazione in Ucraina e in Russia, e quindi abbiamo sicuramente avuto più domande da parte dei nostri clienti, continuiamo comunque ad avere molte richieste, e forse la titubanza è più nel breve termine, quindi in una partenza di queste o delle prossime settimane, mentre stiamo continuando a confermare e a prenotare le partenze del lungo termine, quindi della prossima estate. Questo non ha bloccato le prenotazioni, anzi forse ha più indirizzato il cliente verso una tutela maggiore, e quindi lo stiamo indirizzando verso delle polizze assicurative che possano includere ovviamente anche la situazione attuale e futura. Quando parliamo di lungo raggio parliamo di pratiche economicamente importanti, quindi sicuramente non una pratica veloce per l'estate, ma stiamo parlando di qualcosa che ovviamente intacca economicamente il cliente, per cui la preoccupazione principale è sicuramente salvaguardare quello che sta investendo per la propria vacanza, ed è quello sul quale stiamo indirizzando i clienti, quindi li tranquillizziamo senza portarli ad una convinzione e comunque a confermare assolutamente la pratica, perché per andare in vacanza bisogna essere liberi e spensierati nel confermare, però dall'altro lato gli diamo le certezze per poter un domani, se dovesse peggiorare la situazione, cancellare senza entrare ovviamente nel perdere quanto hanno investito in questa vacanza. È avvenuta questa ovviamente bruttissima situazione internazionale, però dall'altra parte abbiamo la possibilità di poter nuovamente viaggiare senza tutte quelle restrizioni che avevamo fino al 28 di febbraio, quindi mentre prima ovviamente avevamo il tampone prima di partire, il tampone a metà vacanza, tampone appena rientrati in Italia, ora fra le normative principali c'è chiaramente la possibilità di raggiungere le destinazioni che fino al 28 febbraio erano chiuse al turismo, quindi ora invece gli italiani possono nuovamente viaggiare. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.